Il clima decisamente tropicale si fa sentire anche in agricoltura, con le irrigazioni a rischio razionamento. Non siamo arrivati al punto di non ritorno, ma se non pioverà si potrebbe attuare un drastico provvedimento da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. In sofferenza le prese montane che portano poi, verso valle, le acque utili per assetare la campagna. Ospedaletto, nel punto in cui il canale Ledra percepisce le acque del tagliamento, è sotto il limite, con conseguenza evidente in tutto il comparto irriguo. Direi critico, difficile, perché purtroppo nei giorni scorsi non ci sono state piogge, soprattutto in montagna. In questo momento abbiamo due situazioni diverse, abbiamo sì le falde in calo che comunque nel periodo irriguo già partivano da una situazione di scarsità rispetto alla media, però diciamo riusciamo ancora a gestire. Per cui siamo già ad integrazione con A2A, siamo a 10 metri cubi al secondo e quindi in questo momento stiamo gestendo l'acqua che abbiamo. Il Consorzio valuta tutte le soluzioni fattibili per garantire il minimo indispensabile richiesto da parte degli operatori agricoli in un momento fondamentale per le colture di stagione, a poche settimane dal raccolto, con la terra secca e polverosa che ha già messo in crisi, se non in ginocchio, molte attività del settore. Il rischio razionamento, se non chiusura della fornitura irrigua, esiste anche dalle nostre parti. Ci troveremo in alcuni territori dove i raccolti attualmente sono in fase, soprattutto il mais, di fioritura, e potremo trovarci con dei raccolti lasciati di fatto lì sul campo che seccano. Quindi danno ambientale, perché tu vedresti comunque una campagna desertica, dall'altra parte grossi danni alle imprese, e non dimentichiamoci tutto il discorso sanitario delle famose rogge, fiumi che nei vari paesi, anche nella stessa Udine, passano, che mantenendo i livelli di questi fiumi qui garantiscono chiaramente una salubrità anche alle zone presenti. Per cui c'è una situazione di forte criticità già segnalata alla Regione e che insomma stiamo cercando di gestire, ma probabilmente i ragionamenti andranno fatti per la prospettiva futura, perché tranne forse l'anno scorso, dove la situazione è stata abbastanza piovosa, ormai è abbastanza normale trovarsi in questa situazione ogni estate.